oggi a 33 anni dal grido contro i mafiosi di San Giovanni Paolo II, una ricorrenza per ricordarlo, che coincide anche a un anno dall'elezione del nuovo Papa. Diverse coincidenze, anche una coincidenza liturgica. Oggi per le chiese di Sicilia è memoria obbligatoria Maria, Madre della Chiesa. Ecco, questa Chiesa che continua a sentir riecheggiare in questa valle l'appello, il grido, come è passato alla storia, possiamo dire ormai, di Giovanni Paolo II. Convertitevi. Ecco, è un grido che veramente non solo riecheggia in questa valle, ma che è estremamente attuale. Una conversione che ci possa portare a cammini di legalità verso la giustizia, in una vigilanza alta, altissima, riguardo alla mentalità mafiosa. Come ho avuto modo di dire in altre occasioni, l'aspetto della criminalità organizzata è seguito ed è contrastato dagli organi di polizia, dalla presenza di uno Stato che si impegna, ma la mentalità mafiosa, quella dobbiamo contrastare, magari ricordando quella frase ormai nota di Bufalino: la mafia sarà sconfitta da un esercito di insegnanti elementari, perché è lì che bisogna iniziare a creare una mentalità che possa contrastare il malaffare, l'arroganza, consapevoli che la mentalità mafiosa propone stili di vita e quindi fa cultura, una cultura di morte e non di vita, come la vita che esplode in questa valle con i suoi colori e con questo venticello. È un augurio, è il soffio dello spirito. Don Luca, lei ha organizzato questo evento a 33 anni, in ricordo della venuta del Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento, e a un anno dalla elezione del nuovo Papa Leone XIV. Sì, non possiamo trovare uno spirito di continuità tra diciamo così, l'appello profetico di San Giovanni Paolo II nella lotta alla mafia e l'elezione di Papa Leone e il suo invito alla giustizia e al rispetto per i diritti umani. Quindi questa celebrazione ha, diciamo, come cornice questo anniversario, ma anche quello di 33 anni fa della visita di San Giovanni Paolo II, ma anche l'anniversario dell'elezione di Papa Leone. Ma io sono anche qui da cittadino, da magistrato e da fedele, perché diciamo quell'occasione è stata un punto di svolta di una consapevolezza collettiva, generale, comunitaria, che trascendeva, diciamo, la singola figura. Quindi ritengo che questi anniversari siano una memoria da rivivere. Quindi insomma ho accettato di buon grado di esserci. Grazie. Quello non solo fu un grido di speranza, perché ricordo a tutti che il 1992 fu un anno orribilis per noi siciliani, eravamo devastati dalla morte del dottore Falcone e del dottore Borsellino. Le frasi di Caponnetto che riecheggiano ancora nelle orecchie di tutte, che dicevano non c'è più nulla da fare, tutto è perso, e poi nel 93 quella grande frase di oggi San Giovanni Paolo II che disse: convertitevi mafiosi, arriverà anche per voi il giudizio di Dio. Ed è stato uno sprono per una generazione intera, per una terra intera, per la Sicilia intera, che ha avuto il coraggio di reagire alla mafia. Oggi la mafia è diversa, è cambiata, uccide di meno, ma ciò non significa che non è sempre la stessa, pericolosa, attenta agli interessi e agli affari. È una mafia più civilizzata, tra virgolette, più capace di sfruttare il mercato, di sfruttare le risorse che offrono i mercati, una mafia senza lupare e senza basco, ma altrettanto pericolosa. Oggi per me è un grande onore essere qui in questa terra che rappresenta un punto di riscatto della Sicilia per bene, della Sicilia onesta e della Sicilia che ha voluto combattere realmente la mafia.